La nave c'è ancora di girare? Sembra di sì, nessuno vuole torsene in carico sta gente, no? Però ecco, su questo secondo me il ministro dell'Interno in queste settimane ha fatto benissimo a fare quello che ha fatto. Bisogna ritirare le bandiere che era sui navi, Sì, ma uno Stato non può essere ostaggio di una organizzazione privata, non può essere. Quindi su questo era importante dare dei segnali di controtendenza. Se poi questi vogliono fare quello che gli pare, sono liberissimi di farlo, non pensano di trovare comunque ancora una sponda in Italia. Per questo Salvini fa bene a tenere la barra dritta, però con la Libia. Ci sono anche le organizzazioni internazionali dell'ONU, l'UNHCR, li paghiamo soldi noi per queste organizzazioni. Se non hanno i documenti come fai tu a riportarli in Libia? Perché sono stati raccolti lì, perché noi stiamo su quelle che sono le versioni della nave della ONG, la quale li ha raccolti non dico sulle coste libiche, comunque a poche miglia. E con chi ti rapporti? Perché adesso Salvini sta girando, diciamo la verità, dappertutto per cercare di vedere di trovare una soluzione a questi sbarchi che continueranno, pochi ma continueranno, in maniera dice io li accolgo però dopo li riporto. Ma allora cosa si deve fare? Non c'è assolutamente soluzione diversa dai respingimenti, cioè il blocco navale del signore di prima ha pienamente ragione, bisogna fare tutto il possibile per bloccare lì il fenomeno, perché se tu che parti dal Senegal della Nigeria e spendi 6, 7, 8 mila dollari per venire qui e sai che rischi che in Italia non ci arrivi più e butti via questi soldi perché quando arrivi in Libia ti bloccano lì e poi ti portano all'aeroporto e ti spediscono indietro in Nigeria, da dove sei venuto, chiaramente poi dopo uno ci pensa perché quel patrimonio economico di 7-8 mila dollari o 5 mila nel contesto nigeriano, africano, sono un bel gruzzoletto di soldi, sono pochi neanche qua, ma lì ci vivono per parecchio tempo. Quindi è l'unica soluzione. Anni fa lo dicevamo quando contestavamo l'apertura dell'accoglienza, perché oltretutto dicevamo guardate che se continuiamo a accogliere questi migranti economici poi dopo non riusciremo più a levarci di ritorno, perché dal 2011 ne sono arrivati 750.000 e adesso obiettivamente bisogna dirlo, come caspita facciamo a riportarli indietro? È un problema, perché mancano gli accordi bilaterali con alcuni paesi, con alcune nazioni, perché costa un sacco di soldi. I tempi sono lunghissimi, l'Italia, o se non facciamo per esempio i centri di espulsione, uno per regione, come aveva proposto Minniti, dove mettere questa gente, per me è possibile che a Vicenza, a Padova vengano fatti i blitz della polizia, vengano beccati 70 richiedenti asilo o soggetti con permesso di soggiorno umanitario che esiste solo da noi, che perfettamente adesso è stato ridimensionato, commettono reati, o magari sono clandestini senza permesso di soggiorno, e cosa facciamo fare noi? Gli facciamo un pezzo di carta, gli teniamo 5-7 giorni per tornare ovviamente nel loro paese, cosa che non fanno mai perché non hanno i soldi, come fa uno qua da Vicenza andare in Nigeria, no? Senza soldi. Ma allora se tu non hai i documenti non puoi lasciarlo in giro per le strade, lo devi portare in questi centri di reclusione, fra virgolette, perché non sono centri detentivi, dove fino a quando non abbiamo la possibilità di espellerti fisicamente, stai lì, non li devono lasciare in giro per le strade, perché come ha commesso reati nel giorno in cui è stato pizzicato, continuerà a farlo il giorno dopo e via di seguito, perché comunque è l'unico modo che hanno di sopravvivere questa gente. Al netto, voglio dire, che ci sono persone che sono intimamente delinquenti, perché da noi sono arrivati i peggiori figuri della Nigeria, dalla Tunisia ci arrivano, hanno aperto le carceri, l'ha detto il Parlamento tunisino qualche mese fa durante una loro seduta, che il 67% dei tunisini che arrivano in Italia sono criminali già in Tunisia, lo hanno detto loro. Ci sta arrivando la peggior feccia, ci è arrivata, e ne paghiamo delle conseguenze. Se quelli di sinistra dicono ma bisogna i diritti anche dei migranti, ma bisogna bonificare il territorio prima. Noi abbiamo perso il controllo di intere fette delle nostre città. Quali diritti? Il diritto della persona onesta che deve uscire di casa magari col passeggino o il pensionato o il ragazzino, o il diritto del delinquente? E in Italia non può essere sempre tutelato il diritto del delinquente. A me non me ne frega un tubo del diritto dello stupratore, dello spacciatore o del contare testa, i diritti nostri. Noi abbiamo il diritto di uscire di casa senza rischiare di essere accoltellati, come è successo a Schio, da un farabutto marocchino, perché o lo guardi secondo lui a malo modo perché rifiuti di dargli una sigaretta. Questo è successo.
Allora, Sonia, questi